Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group. Buonasera e ben ritrovati al TG Plus News di Treviso. Domani il via ufficiale ai saldi nella Marca e in tutto il Veneto, con un copione consolidato, l'anticipo per i clienti affezionati, gli sconti online, le vendite promozionali, i preparativi nei negozi. L'indagine condotta il mese scorso da Confcommercio Veneto e Union Camere ha infatti indagato sul tema previsionale dei saldi, un campione di consumatori trevigiani, scattando una fotografia per la nostra provincia. E i risultati parlano chiaro: i saldi nel Trevigiano riescono ancora a mantenere la PIL. Ma a questo proposito vi rimango al nostro articolo di approfondimento su Notizie Plus, che potete leggere cliccando sul link in descrizione di questa news, nonché al nostro esclusivo TG Plus Focus di oggi, in cui intervistiamo niente meno che la presidente di Federmoda Confcommercio Treviso, Beatrice Paludetti, che ci parla appunto dell'inizio dei saldi fissato per domani e di tutte le aspettative dei commercianti e dell'associazione trevigiana. Andiamo alla cronaca. Vincenzo Consoli e altri 11 fra dirigenti e manager di Veneto Banca. Nei loro confronti i pubblici ministeri Massimo De Bortoli e Gabriella Cama si apprestano infatti a chiudere le indagini relative al terzo e ultimo filone, quello delle bancarotte, che riguarda il crack della ex Popolare finita in liquidazione amministrativa coatta nel giugno del 2017 e le cui attività cosiddette in bonis furono cedute a Intesa San Paolo ad appena 50 centesimi. Le notifiche arriveranno ai destinatari entro l'estate e poi gli indagati avranno 20 giorni per fare sentire dai magistrati o mandare attraverso gli avvocati una memoria difensiva. E insomma, arrivata al traguardo, pare la terza inchiesta sulla fine rovinosa dell'Istituto di Credito Montebellunese, che vide le proprie azioni crollare da 40 euro l'una a pressoché zero quando fu decisa la liquidazione. Violento tamponamento nel pomeriggio di oggi tra Pieve e Farra di Soligo. L'episodio è accaduto verso le 16:40. Per causa è tuttora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Il tamponamento è avvenuto tra due Audi lungo la provinciale 4 in via Bellucci, poco lontano dal supermercato Lidl, in territorio comunale di Pieve di Soligo, ma in direzione Farra-Follina. Nel tamponamento sarebbe rimasta ferita una donna rimasta all'interno dell'abitacolo della sua vettura dopo il botto. La sua macchina è rimasta a centrostrada, mentre la vettura che la precedeva è rimasta lungo la carreggiata destra. Meno insolito invece il tamponamento tra mezzi pesanti è avvenuto sempre nel pomeriggio di oggi nel solito tratto maledetto dell'autostrada A4. Nel caso specifico, a causa di un rallentamento, infatti un bus, secondo le prime informazioni, avrebbe tamponato un camion poco prima delle 16 tra San Stino di Livenza e Cessalto, in territorio comunale di Cessalto. Il bus trasportava una cinquantina di turisti, alcuni di questi sarebbero rimasti feriti nel botto. Con questa news chiudiamo il nostro notiziario. Vi ricordo, come sempre, potete ricevere gratis nel vostro smartphone tutti i nostri contenuti o soltanto quelli che preferite voi mediante la app TG Plus.